Amici di Sportisili, buon pomeriggio, scusateci per qualche piccolo inconveniente tecnico. Ci ritroviamo qui dopo qualche ora dal centro sportivo Acqua Granda di Livigno per il secondo e ultimo appuntamento della giornata con Sportisili Away, il consueto appuntamento in diretta qui dal luogo del ritiro della formazione di Alessio Dionisi. Secondo allenamento che si è svolto anche all'insegna della novità, della grande novità legata appunto all'arrivo qui a Livigno di quello che è un po' il board della formazione rosanero, ovvero sia quello composto dall'amministratore delegato Giovanni Gardini, affiancato da Bigon, che diciamo farà da consulente anche quest'anno, questa volta al fianco di Morgan De Santis. Poi il consueto allenamento breve ma intenso, perché comunque Alessio Dionisi ci tiene a far lavorare la squadra in maniera molto dinamica, molto anche frenetica in un certo senso, ma senza tralasciare nulla dal punto di vista tecnico-tattico. Di questo e di molto altro parleremo in questo contenitore di circa mezz'ora, in cui cercheremo nei limiti del possibile di tenervi compagnia qui appunto dal centro sportivo Acqua Granda. Tra l'altro temperatura particolarmente elevata, non siamo ai 40 gradi e anche più di 40 gradi che si stanno avvertendo a Palermo, però c'è del calduccio anche da queste parti, anche in Valtellina c'è caldo. Sta salendo la febbre rosanero anche qui a Livigno, in provincia di Sondrio, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Naturalmente l'invito è quello a continuare a seguirci sui nostri profili Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sul nostro canale YouTube, dove state vedendo al pari della pagina Facebook la diretta. Anche lì vi esortiamo, qualora vogliate, a commentare, a chiederci curiosità, a chiederci informazioni, anche perché, come potete vedere dal titolo della diretta, non c'è soltanto il campo a parlare, non c'è soltanto la sala stampa con le parole di Peda che a breve vi proporremo, ma c'è anche tantissimo calciomercato di cui parlare, e a breve vi renderemo conto anche di quello che sta accadendo lontano qui da Livigno, nelle segrete stanze del Palermo Football Club. Insomma, tanta carne al fuoco anche oggi pomeriggio. Partiamo da quello che è accaduto pochi minuti prima dell'inizio della seduta di allenamento, ovvero l'arrivo sul terreno di gioco dell'Acqua Granda di Livigno di Giovanni Gardini e di Riccardo Bigon. Qui chiedo l'ausilio di Anthony Massaro. Oggi ci siamo switchati, ci stiamo switchando continuamente, non preoccupatevi voi che vi state allarmando, ci sarà tra qualche giorno anche Chiara Ferrara che verrà a darci il suo consueto sostegno anche sul campo, oltre a quello iper prezioso che sta facendo così da fuori, mentre alle mie spalle si stanno alternando, si stanno così vedendo Filippo Ranocchia con Giovanni Gardini. Hanno terminato una lunga chiacchierata che è durata ben oltre la fine dell'allenamento, praticamente lontano da occhi ed orecchie indiscrete. Praticamente noi qua ci troviamo sulla tribunetta, c'è l'area stampa qui all'Acqua Granda, dal lato opposto, dal lato lungo opposto del terreno di gioco hanno confabulato i quattro che state vedendo così anche nelle immagini, ovvero sia Gardini, Bigon, De Santis, Miaccio, affiancati anche da Alberto Galassi, componente del Football Group, da sempre vicino alle vicende rosanero, e quindi delle chiacchierate molto lunghe, molto prolungate che stanno portando avanti appunto i dirigenti e del Palermo e del City Football Group. Torno con le immagini, ovviamente in attesa delle vostre curiosità. Nel frattempo allora parliamo di quello che è successo in campo, perché il Palermo oggi pomeriggio ha subito avviato, dopo l'iniziale attivazione muscolare, ha subito iniziato a lavorare col pallone, con gli schieramenti tattici, con il suo 4-3-3. Ricordiamo ancora una volta Palermo che nella giornata odierna ha dovuto fare a meno, almeno tra i presenti qui a Livigno, di Sebastiano De Planche, che però ha lavorato col pallone insieme a uno dei componenti dello staff di Alessio Dionisi, facendo dei piccoli passaggini, un po' di lavoro anche in palestra, perché l'abbiamo visto entrare anche in palestra. Nel frattempo sta ancora lavorando
prima con il lavoro che viene definito solitamente a secco, ovvero sia senza palla, solo corsa, attivazione delle gambe, e adesso qualcosina anche con la palla. Per Pietro Ceccaroni da capire quale sarà il loro grado di condizione atletica entro la fine del ritiro. Sicuramente non saranno a disposizione prima della fine di questa settimana. Vedremo se prima della fine del ritiro li potremmo ammirare anche in campo. Ricordiamo De Planche che l'anno scorso è arrivato proprio nel cuore del ritiro, nella prima settimana, ovvero sia quella svolta sul terreno di gioco di Ronzone in provincia di Trento, e poi è entrato in pianta stabile nello scacchiere tattico, allora gestito da Eugenio Corini e poi passato nel fine di stagione nelle mani di Michele Mignani. Alle mie spalle intanto proseguono i grandi dialoghi, ci sono adesso De Santis e Dionisi insieme ad Alberto Galassi, sempre molto vicino a quello che è accaduto, a quello che accade appunto in casa Rosanero. Ma facciamo un passo indietro, e qui approfitto sempre della presenza di Anthony perché dobbiamo far vedere anche a chi se lo fosse perso nel corso della mattinata dell'appuntamento di Sportisile Way, in realtà dell'ora di pranzo alle ore 13, le dichiarazioni in conferenza stampa nella presentazione di Patrick Peda. E qui abbiamo subito avuto modo di vedere e di avere a che fare con intanto un ragazzo di grande personalità, adesso lo stiamo vedendo anche sul campo, un giocatore di tutto rispetto che è cresciuto e che vuole continuare a crescere, perché chiaramente la sua scalata, una volta arrivata a 22 anni, non può che proseguire. Sentiamo e poi ne parliamo in diretta. Sì, è vero, dovevo aspettare un anno, non era scelta mia, però è successo così. Adesso sono orgoglioso che posso mettere la maglia di Palermo e sono pronto a dare tutto. Sì, comunque ho anche esperienza in Serie B, ho giocato 2 stagioni in Serie B e l'anno scorso in Serie C che ho fatto un po' di gol. È vero, sì, sono pronto per la Serie B e spero che faccio tanti gol. Sì, è vero, è il club più grande che ho vissuto qua in Italia, è Palermo sicuramente. E poi avevo esperienza, come ho detto prima, in Serie B, allora so com'è il campionato è tosto, però come ho detto sono pronto, sono sicuro che facciamo bene e ho anche esperienza, come hai detto, in nazionale. L'anno scorso ho fatto 3 presenze in nazionale maggiore, allora penso che è un'esperienza grande. Sono pronto, io sono pronto. Sono da 6 anni in Italia, allora per un difensore, dicono tutti così anche in Polonia, che per difensore Italia è un paese perfetto perché si lavora tanto tatticamente. Allora penso che tatticamente so come vogliamo lavorare, sono qua da una settimana e abbiamo già parlato con mister come vogliamo giocare e sono preparato. Tecnicamente penso che mi piace giocare con la palla e penso che non ho paura di giocarla, allora quando arriva la palla a me sono sicuro che possiamo giocarla avanti. Allora, sono arrivato qua in Italia perché io già prima con la mia famiglia sono stato tante volte in Italia. Il mio padre amava l'Italia, allora io sono cresciuto e ho vissuto tanto qua e volevo sempre giocare qui. Da bambino che guardavo calcio italiano, allora volevo giocare qui. Poi io sono arrivato da Legia Varsavia in Polonia e giocavo in nazionale Under 15, mi sa che era Under 15, Under 16. Mi hanno chiamato 2 o 3 squadre in Italia, sono venuto qua per vedere come funziona e poi ho deciso di venire qua e penso che era la scelta giusta perché sono adesso in un posto dove mi sento benissimo e contento. I miei migliori amici che giocano a Lech Poznań e giocano con Muraski, allora lui mi ha detto tante cose belle qua a Palermo, con lui ho parlato di Palermo. Sicuramente quando guardavo il nazionale polacca, Glik era un personaggio, diciamo, era un capitano, è un personaggio veramente grande in Polonia, allora guardavo sempre a lui. Un giocatore così, diciamo, Maldini, perché è un giocatore top.
Io sicuramente quando facevo primo anno, era l'anno dopo la primavera, mi sentivo ancora più giovane di tutti, diciamo, però dopo tante partite, poi il secondo anno che ho fatto quasi, mi sa, 20 partite titolare in Serie B più 5 che sono entrato, allora già lì mi sentivo una persona importante nella squadra, non è che ero bambino che sono venuto dalla primavera, mi sentivo già una persona importante. Allora, anche l'anno scorso ho fatto 2 o 3 partite con la fascia di capitano, allora non mi sento più giovane e mi sento pronto per giocare, mi sento così. E sicuramente l'obiettivo della squadra è questo, di fare meglio che i ragazzi hanno fatto l'anno scorso. Per me, mi piace vincere, allora per me vincere più partite possibile, non è che vincere, basta. Io voglio vincere le partite, ogni weekend voglio vincere. Penso che è normale, io gioco per giocare, non è che mi sento per stare in panchina. Io voglio giocare titolare, ovviamente, come tutti i giocatori, sono tutti che vogliono giocare titolare, poi decide il mister, ovviamente, però sì, mi sento per giocare titolare. Sì, abbiamo parlato di questa cosa perché poi anche ho parlato di mio mister di nazionale maggiore e lui voleva che cambio la squadra prima perché diciamo la Serie C in Polonia non è un grande campionato, allora lui mi ha detto se cambi la squadra e inizi a giocare in Serie B io ti convoco la prossima volta, allora abbiamo iniziato di parlare, però non è così facile, sono i contratti, allora basta, io posso dire solo queste cose. Mi sento benissimo, sono qua da una settimana, però mi sento veramente molto molto bene e sicuramente giocare con Lucioni è una cosa bella perché ha tanta esperienza, ti aiuta, se facciamo tipo oggi abbiamo fatto allenamento di tattica, aiuta sempre, ti dice tante cose che puoi migliorare, allora giocare con lui sicuramente. E poi in spogliatoio tutti sono bravi, non è che mi sento un po' preoccupato, mi sento libero. Rientriamo qui live dall'Acqua Granda di Livigno, grande fermento alle mie spalle, ci sono tante conversazioni fitte, sempre con Galassi presente a bordo campo, poc'anzi Cardini, con anche Bigon. È stato un parlare continuo, ma intanto andiamo a leggere i primi commenti che sto attenzionando partendo da YouTube. Vi ricordo sempre, potete commentare sia sul nostro canale YouTube che sulla nostra pagina Facebook sotto ad entrambe le dirette. Sandro Limandri dice: gli acquisti alzano la qualità complessiva della squadra, Nicolau per Marconi, Pierozzi per Buttaro, Gomi per Piacelli, Henry per Soleri. Sono usciti i giocatori più scarsi, quelli che sono entrati, dice Sandro, posto che il termine scarsi lo lasciamo a chi commenta perché sono valutazioni individuali. Sì, il Palermo fino adesso sta effettuando, almeno per quelle che sono le voci più o meno vere che sia, sta effettuando un mercato per alzare ovviamente il livello medio della squadra. Sono usciti, e per il momento è uscito soltanto Ivan Marconi, che è, oltre ovviamente ai giocatori aggiunti a fine prestito, un nome su tutti quello di Liam Henderson, ma anche Leonardo Mancuso per esempio, sono usciti i giocatori o appunto al termine del loro anno in prestito al Palermo, oppure nel caso di Ivan Marconi in scadenza di contratto. Fino ad ora sono arrivati rispetto all'anno scorso 2 nuovi giocatori, ovvero sia Patrick Peda, anche lui era un fine prestito dalla SPAL, e Alfred Gomis. Sugli altri il Palermo ci sta lavorando. E allora andiamo direttamente al punto, ovvero sia i nomi caldi, quelli di Dimitris Nicolau e soprattutto di Henry, il centravanti del Verona, del quale si è parlato in maniera molto frenetica nelle ultime ore. Si è parlato addirittura di passaggio di documenti tra le due società, ovvero sia tra il Palermo e per l'appunto il Verona, un calciatore che dovrebbe arrivare in base alle ultime indiscrezioni, agli ultimi rumors, in prestito oneroso tra i 300 e i 350 mila euro di valore appunto di questa operazione, con obbligo di riscatto fissato dagli scaligeri in caso di promozione dei rosanero in Serie A, quindi un acquisto anche in ottica del medio-lungo termine per il Palermo targato City Football Group. L'altro nome è quello di appunto Nicolau, per il quale ci sono delle novità, più che altro di colore, più curiosità che reali novità tecniche o di calciomercato, perché sarebbe uscita
questa chiacchierata tra Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia, e Nicolau con il tecnico ex Pisa che avrebbe detto al centrale ellenico posso farti fare tecnica oppure al Palermo Dionisi non vuole. Questa è un virgolettato che è stato ripreso in maniera più o meno goliardica da un quotidiano online ligure che segue per l'appunto lo Spezia, e comunque è una curiosità, qualora fosse vera o qualora fosse stata anche un po' accentuata, del fatto che c'è questa trattativa. Tra l'altro il gioco così del destino, il gioco quasi dell'ironia della sorte, e qui invito sempre il buon Anthony a mandare in sovraimpressione quella che è la seconda clip, quella appunto relativa all'allenamento, è quello, il gioco del destino appunto è quello per cui ad andare in gol per primi, tra l'altro nella partitella di fine seduta pomeridiana, siano stati i due giocatori che sulla carta dovrebbero andare come contropartite allo Spezia per assicurarsi il cartellino di Nicolau, ovvero sia Peppe Aurelio ed Edoardo Soleri. Tra l'altro per Aurelio nuovo look, ha deciso di rasarsi a zero un po' come ai tempi di Pontedera, tecnicamente in termini di allenamento gli ha portato bene perché è andato in gol, il gol lo state per l'appunto vedendo in questo istante, un tap-in sotto porta da centravanti di razza. E a proposito di centravanti di razza, poco dopo è andato in gol Soleri, che ha approfittato di un errore da parte di Cutrona, del portiere della Primavera, aggregato insieme all'altro giovane portiere rosanero, ovvero sia Nespola, nel gruppo che già vede Gomis, De Planche e Pigliacelli, e ha segnato il gol del Momentano 2-0. Poi dall'altra parte ha segnato, e qui apriremo a breve un altro capitolo, Matteo Brunori. Ma tornando a Soleri, in molti, noi compresi, abbiamo preso la trattativa, o comunque l'eventuale chiusura dell'affare Henry, come anche un modo per confermare quella che è l'uscita di Soleri, perché è difficile credere, mentre intanto alle nostre spalle non c'è più nessuno, c'è soltanto l'addetto al ripristino del terreno di gioco. Dicevo che per l'appunto l'uscita, cioè l'entrata di Henry è legata all'uscita di Soleri, e quindi se Henry dovesse essere confermato che sta per arrivare il rosanero, Soleri sarebbe prossimo ad uscire. Capitolo Brunori, perché oggi Brunori ha segnato quello che a conti fatti, se non ho calcolato male, dovrebbe essere il primo gol di questo ritiro per il capitano nonché bomber del Palermo, ma oggi, a differenza di ieri, come anche hanno riportato altri colleghi che sono presenti qui a Pinzolo, una presenza un po' più empatica nel rapporto con i tifosi. Si è avvicinato, ha firmato palloni, ha firmato maglie, è stato molto più presente. Abbiamo anche immortalato questo minutino di firma autografi, firme maglie per il capitano del Palermo, che sta cercando comunque anche un po' di riscattare anche a livello di immagine quel che è successo, e quindi ha fatto così un passo in avanti verso la tifoseria rosanero. Tifoseria rosanero che nel frattempo oggi pomeriggio ha avuto modo di scoprire in via ufficiale, dopo gli spoiler che sono emersi, gioco forza purtroppo, nei giorni scorsi, ha avuto modo di scoprire l'home kit, ovvero sia la nuova maglia da casa con i colori rosa-nero, col rosa predominante, che il Palermo porterà in giro per l'Italia e per tutto il campionato di Serie B 24-25, anche se il debutto, come ben sappiamo, è previsto per l'11 agosto in Coppa Italia sul campo del Parma. Quindi nuova maglia, nuovi sponsor. Tra l'altro trovate sul nostro sito un articolo dedicato per l'appunto ai nuovi sponsor, vecchi e nuovi. Alcuni sono stati confermati, altri sono stati sostituiti. La curiosità naturalmente per l'evento che si è svolto al Rockefeller Center di New York per queste nuove maglie. Naturalmente, visto che ci state guardando, diteci la vostra, diteci se le maglie vi piacciono, se vi è piaciuto l'evento, se l'avete seguito attraverso i canali social dei rosanero, e soprattutto se adesso monta la curiosità per quella che è la seconda maglia, la maglia l'Away Kit, che l'anno scorso era nero, era quello nero con gli inserti magenta nei bordini, nella font di Old Wild West, che è lo sponsor, il main sponsor del Palermo anche in questa stagione. È già uscito lo spoiler sulla terza maglia, che è quella
che ricorda vagamente, non ce ne vogliono i tifosi, i colori della Ternana, almeno per quello che è il bordino verde e rosso sulle maniche, sulla maglia bianca. L'anno scorso c'era un light blu che ricordava invece quello del Manchester City. Siete in tanti a seguirci, alcuni ci chiedono come sta Deplanche. Deplanche sta facendo un lavoro personalizzato di recupero pian piano dello smalto, della condizione, vuole essere protagonista. Tra l'altro oggi ha avuto anche un piccolo colloquio con quello che è un suo ex vecchio collega, adesso suo direttore sportivo, Morgan De Santis. Ha avuto anche un piccolo colloquio con Alessio Dionisi. La sensazione è che comunque per il momento sia praticamente impossibile stabilire le gerarchie, visto e considerato che Deplanche non ha ancora fatto un allenamento con la squadra, e quindi non si può sapere, per primo non lo sa lui, in seconda battuta non lo sa Dionisi, come sta effettivamente il portiere di Scuola Milan. Staremo a vedere naturalmente anche nelle prossime ore. Ci chiedete di Pierozzi, Pierozzi è l'obiettivo del Palermo per la fascia destra, è un giocatore che il Palermo segue, per il quale il Palermo, anche in base a fonti che arrivano direttamente dalla Toscana, per il quale il Palermo avrebbe chiuso questo accordo sulla base di 2,5-3 milioni per il cartellino a titolo definitivo di quello che è stato uno dei protagonisti dell'ultima versione della Regina dei professionisti, tra l'altro in un campionato in cui il Palermo ha dovuto sbattere letteralmente sulle maglie amaranto della squadra allora allenata da Pippo Inzaghi. L'anno scorso a Salerno non è andata benissimo, tra l'altro a Salerno ritroverebbe, seppur dopo qualche giorno di incrocio, proprio Morgan De Santis, mentre lui arrivava in prestito alla Fiorentina. Morgan De Santis svolgeva i suoi ultimi giorni da DS della squadra campana, e quindi è un rientro, un ritorno tra i due che non si sono riusciti a incrociare per tutta la seconda parte della stagione, mentre intanto vanno via anche gli ultimi ragazzi che hanno effettuato lavoro in quella che è la palestra adibita proprio al bordo del campo, alle spalle di una delle due porte, in particolare Ranocchi, alle mie spalle Samuele Damiani, e per ultimo Federico Di Francesco che, ripeto, in questo momento è uno dei più in palla, uno dei più in forma, uno di quei giocatori che potrebbe davvero prendere per mano la squadra. Avete visto la conferenza di Peda? Altri ci hanno chiesto di Patrick Peda, difensore polacco di 22 anni, che torna in Serie B dopo che l'anno scorso ha giocato con la maglia della SPAL. Ci chiedete di lui, in particolare di quello che potrebbe essere la sua applicazione, il suo inserimento del pacchetto difensivo. In questo momento, quasi come per Deplanche, è quasi impossibile stabilire le gerarchie, ma mentre nel caso di Deplanche c'è una questione di natura prettamente fisica e di infortuni, nell'altro caso, quello di Patrick Peda, ma di tutti i centrali difensivi, il problema è legato a quelle che saranno le gerarchie, perché in questo momento il Palermo sta lavorando con Lucioni e con Peda. In questo momento il Palermo ha Graves come alternativa centrale, ma poi per il resto c'è Ceccaroni infortunato, Nicolau che dovrebbe arrivare, e Nedelciaru che deve ancora a sua volta arrivare dopo le fatiche, anche se non ha giocato purtroppo per lui neanche un minuto a Euro 24, e quindi si attende di capire, intanto dopo l'arrivo di Nedelciaru, intanto dopo l'arrivo, qualora dovesse concretizzarsi realmente, di Nicolau, quali saranno le gerarchie e anche quali saranno le scelte in chiave di mercato, perché il Palermo sicuramente non potrà trattenere 5 centrali o addirittura 6 centrali. Poi ci sono tutte le altre questioni relative a tutti gli altri tasselli mancanti in difesa, perché noi per esempio stiamo vedendo nelle partitelle di fine allenamento situazioni come Alessio Buttaro, che tecnicamente sarebbe un braccetto di destra piuttosto che un terzino, piuttosto che un esterno a tutta fascia, sempre in fascia destra, in questo momento direttato a sinistra, perché l'unico mancino di ruolo in quella posizione è Aurelio, che tra altre cose sta anche per dovrebbe lasciare il Palermo. E a sua volta c'è Jeremy Bro, che viene dirottato sull'altra corsia, lui che è una mezzala, lui che è un centrocampista, anche lui elemento che potrebbe lasciare il Palermo. Chi inoltre sembra impredicato di lasciare il Palermo è, per quanto riguarda il reparto offensivo, Peppe Fella e Giacomo Corona. Per quanto riguarda il primo si attende naturalmente una proposta dalla C, ma come ci ha insegnato il City Football Group nei suoi 2 anni ormai di gestione, quasi 2 anni e mezzo, non sarebbe difficile eventualmente, in mancanza di offerte, l'eventualità che il giocatore venga liberato dal suo contratto per consentirgli di trovare squadra eventualmente da svincolato. Per Giacomo Corona resta da capire quale sarà il suo destino dopo 2 anni in Primavera 1, prima col Torino, poi con l'Empoli. Sarebbe, a mio parere, questo è un parere personale, sarebbe anche ora che si giocasse le sue carte in un campionato
di adulti, tra virgolette, fermo restando il valore del giocatore che non si discute. Non abbiamo ancora ricevuto informazioni per quel che riguarda l'attività di domani, naturalmente restate aggiornati, probabilmente si sarà confabulato anche di questo nei dialoghi a bordo campo tra De Santis, tra Migliaccio, tra Dionisi. Naturalmente il tecnico toscano sa quel che fa, sta dando grandissimo impulso, è molto probabile che domani, vista e considerata anche quella che è stata la linea seguita dal Palermo con la presentazione di oggi di Peda, è probabile che il Palermo decida di presentare domani Alfred Gomis, il secondo e fin qui ultimo nuovo arrivo della stagione. Staremo a vedere, anche perché sarà una conferenza stampa molto curiosa, perché comunque è uno che ha tante storie da raccontare, ha girato praticamente tutta l'Italia, è andato anche fuori, ha una famiglia di portieri praticamente. Il primo che mi viene in mente naturalmente è Lis Gomis, che è uno di quelli che è passato anche dalla Sicilia, quindi di cose da raccontare ne ha. Agostino Laimo su YouTube ci commenta, e poi andiamo praticamente in volata verso la fine e di questo appuntamento di Sportisile Way e di questa giornata. Mentre arriva dall'ufficio stampa del Palermo una foto di Giovanni Gardini e di Alberto Galassi con la nuova maglia, con la home kit del Palermo, direttamente qui da Pinzolo, da Pinzolo, da Livigno, chiedo scusa, sono rimasto un anno fa, perdonatemi, è l'età che avanza. Agostino Laimo, Buttaro sarà ceduto, stessa cosa per Bro, Graves e Damiani, in entrata oltre a Nicolau arriverà un altro centrale e un difensore sinistro, visto che Aurelio andrà allo Spezia. Non ci dimentichiamo che tornerà anche Christopher Lund, quindi il Palermo anche probabilmente sta anche temporeggiando in questo senso nelle operazioni in uscita, perché se nel caso di Soleri c'è un Henry praticamente in addirittura di arrivo, lo stesso non si può dire per quello che sarà il secondo terzino di sinistra, oltre allo scandinavo di nazionalità statunitense. Per quanto riguarda Buttaro, molto probabilmente verrà ceduto, anche si parla di affare quasi chiuso per Pierossi, e quindi lo spazio per lui sarebbe ancora più ristretto. Stessa cosa Damiani, anche se lì bisognerà valutare eventuali operazioni in entrata. A centrocampo andiamo praticamente a questo punto in chiusura con il commento di Fabio Sarlo, che scrive: Insigne mi sembra che voglia riprendersi la maglia da titolare quest'anno, forse per questo che non si è affondato veramente il colpo Van de Putte. Sul colpo Van de Putte è stato molto chiaro il suo procuratore, il quale ha detto: la Cremonese è stata più convincente del Palermo, il giocatore mi ha detto fai tu, ho fatto io e l'ho mandato a Cremona. Piaccia o non piaccia, queste sono le logiche del calciomercato. Un giocatore, Van de Putte, che il Palermo segue praticamente da quando è arrivato in Serie B, per la quarta sessione di mercato non c'è stata la possibilità di mettere le mani su di lui, e alla fine Van de Putte andrà a rinforzare una Cremonese che è già fortissima, che ha avuto anche la bravura di mettersi dentro un portiere come Andrea Fulignati, che già a inizio estate era stato accostato in maniera forte al Palermo. E allora, nel ringraziarvi per averci seguito, nel ricordarvi l'appuntamento domani ore 13 con Sportisile Away per il Day 4 del ritiro del Palermo 2024 da quel di Livigno, questa volta l'ho detto giusto. Ringrazio chi mi ha seguito, ringrazio anche chi mi ha seguito da dietro le quinte, ovvero sia il buon Anthony Massaro, che domani non vi staremo a dire se di mattino o di pomeriggio sarà con voi. Ricordo ore 13, ore 18:30 appuntamenti con Sportisile Way. Seguiteci costantemente su www.sportisili.it, la nostra pagina Facebook, il profilo Instagram, il profilo Twitter, il profilo TikTok, il canale YouTube, dove potrete rivedere questa diretta e anche le altre dirette targate Sportisile Way. Un saluto e un ringraziamento, andiamo con la sigla e come sempre appuntamento alla prossima.